la Tolenghe, la Totiere. Una documentazione sui pras, sui flums, sui boschi, con la voce de Int per conoscere il rapporto di un popolo con le sotiere. Assin tai pras fra Tombe e Pantianins. Assin con la siore? Esterina Cisilina, Dove sei una suda? a Pantianins, in via Caterina Percotto, E in Cean, dal 1928. dal Vinchevot. E tu mi hai scontato che tu hai riguardo di frutte, che la Inta la vecchia passù e squari tai pras. In Cean erano che circa? Circa il 34-35 che mi visiò perché prima non si lava fuori di casa. E per sé ti ricordi tu di Chiapassù e Squari? Tu mi dicevi che altri ci facevi qui pras. Io fitavi, io davi. No, ci avevano tutto fin, ma io partire fuori un franco in lì, allora davi gli squardi di chiavare. Sì, apparentemente altri sa davi si pras per poter fuori Squari. Qui erano le persone che venivano a domandare, ci ricordato tu di queste situazioni? Era un di Pantianins, era un di Bean, sì, dopo come i nomi. Ma era tanta gente che l'aveva fatto questo mestiere, da che Sì, era anni? in compagnia. Io mi visito una compagnia di Pantianini, sono di Bean. Dopo saranno stati anche gli altri. No. C'era il quasi mio ai perché andava in nostri stiami. Ecco. E tutto se slada viodi se il lavoro veniva fatto bene, ti aveva fuori i class, no? Perché in qualche banda o altri se volevi che il prato al tornasse come prima, no? E c'è un è che lavoro. Veniva prima a Seavin, sono stata anche a Iodin, come una specie di motosea, Seavin a quadri, circa di 10 metri per 10 metri. E io intassavo in banda, dove non rintrigavi, e io facevo in tassi di che quadrati lì, per dopo tornare a mettere sul prato. Altri però avessi anche domandato che non fossi tornata a fare il prato, perché ci avevi fatto dopo. Lì in Patarativ, se mi da erba, se mi da blava. Tu non ti ricordi esattamente i trosbes che acchiappavi in. In regione di Bes che non contavo in tanti vecchi. I frus avevano nome da lavorare. Allora tuo nonno che era nato in Cean? Dal 1872, il 4 di aprile. E allora lui che l'amministrava un po' tutto. Sì. Allora altri non sapevi troppo esattamente. No. Però tu mi hai detto che lui si faceva da anche qualche. Ma giù di squadra, là anche lui a Siegio, che i più grossi, che faceva i spassolini per strigare i cavalli e i vacchi. E conquista. Che non lui dava a fare i maccius, che dopo io levava con i pali, io tirava dentro dal spassolino. E allora si faceva in più robe con queste radris, no? Sì. E quando tu lavi sui pras avevo di queste squadre che attiravano fuori le squadre dai tuoi chiams. C'è il chiam, c'è il paesaggio. Allora due praderie. Sì, erano tante praderie, pure. Sull'ente tra Venezia e là sarà stato un 500 chiami di prato, proprio tutto un quadrato. E andare a Paronzo in tutti i paesi, andare di Codera, andare di Tomba, andare di Bean. Perché la zona di Prato lì era proprio serrata da 4 paesi. Era Pantianins, Villoarba, Bean. Andare in flor, in color, no? Queste ricordi che tu hai. Profumi. E lavi anche dopo quando lavi il prato, ce l'avevi a fare da ur o altri che tu da ur, dai cavalli che tirava, anche i bou ci avevano che lavano con la macchina di sera. E lavano a tirare via dalla bara falciante, lì che quando formava un gru, tirano via con i stielci e con smonte che il calera sentata a guidare. Dunque di piccoli disegni davi il vostro contributo Sì, a chi lavora. lavorato bonda. E
tai pras che altri volevi tornare tornare a crescere come prima, allora. Sì, sì. Allora, che lavorava in parzore ce facevano, tornavano a mettere Che i quadrati lì tornavano a mettere bene come prima, parzore. per ora. Per un anno, due, si ne accorgeva che era il quadrato stato tagliato. Però lo tenevi dopo, tu lo tenevi bagnato con la botta dall'urina. Sì, sì, Lo sì, sì. bagnavi in modo che ci arrivi di farlo la serata che non venga mai tan su. Mhm. Però lo tenevi bagnato perché torni a menare subito il prato. Quanti sono gli ultimi signs che si è finito questo lavoro? Cioè, quanto torce anni all'aria questo? E prima della guerra, dal 40, dal 42, dopo non hai veduto a squadra perché dopo hanno rotto anche il prato. Tante le venute lente dalle tre Venezie là. E no, sono venuti anche dopo, verso il 50. Lente là. Dopo hanno arato subito i prato. Ne è restato qualche tocco in Cainacco, ma che li ho come. Allora è venuta anche un po' di scarsità di foraggio, perché lì era un foraggio fisso tutti gli anni, no? E si faceva due spalci, uno la primavera e uno l'autunno. E il fen che si faceva questi prasi o altri sarebbe buono per dare di mangiare alle bestie. Sì, sì, vacchi schiavai, anzi li sporca era una riserva di foraggio. E dopo no, dagli anni dopo, addirittura per avere un po' di fen, mi lavano a sialo sul campo delle vespe. Io ti disgrazio. Figurati. E... Lui dice che può Dio, no, Sì. agli altri. E ti saluti. Mandi. Mandi. Mandi.